Domanda dell'ex Morosini a Stefano Zanetti. Qualche giorno fa a Portogruaro il sindaco ha scoperto una lapide, però Stefano, ti chiedo scusa, io poi non dire che io censuro le domande, ma se per la 20ª volta mi riproponi per gli ospiti la stessa domanda, ti chiedo scusa, ma la 21ª non la leggo più. E poi non scrivermi che censuro le domande, ma sinceramente non è che la lapide di Portogruaro per me sia fondante nella vicenda italiana. Però abbiamo un venetista, quindi ci sta. La lapide ricorda i caduti portoghesi nella difesa della Repubblica Veneta del 1848-49. Non sono state invitate le autorità militari e religiose. Lo ritiene giusto, l'assessore Gian Stival non ha dato alcuna risposta. E credo che Stival io non avessi neanche letto la domanda, non vorrei ricordare male, però gliela leggo. Guarda, io non amo le strumentalizzazioni, ma credo che sia di tutta evidenza che quella che è la nostra storia veneta, e le vittorie, per esempio quella di Lepanto che interessa tutto il mondo e la civiltà europea, o quella di Lissa che più recente, che interessa appunto i veneti in relazione a quella che è l'ultima battaglia dove hanno difeso una loro identità, una loro storia, anche una loro sovranità, siano purtroppo dimenticate. Dovremmo avere tutte le vie principali dei paesi, delle città del Veneto che si chiamano via Lepanto e non via Roma. Questa sarebbe giusta, e tanti altri momenti della vita e della nostra storia sono ignorati a favore di personaggi, se mi è consentito, molto più modesti e molto più strumentalizzati. Telefonata, buongiorno.